Tenente Lussù, dove ha combattuto? Qui è sul Carso, signor generale. È mai stato ferito? No, signore. Tenente Lussù, sono sbalordito. Come? Ha fatto la guerra, ma finora non si è fatto alcun male. Non le pare un po' strano? Mi spieghi la ragione? La ragione mi sfugge, generale. Mi perdoni. Non sarà mica un timido? Credo di no. Lo crede o ne è sicuro? In guerra sa di niente si è sicuri. Tenente Lussù, lei ama la guerra? Io ero per la guerra, generale. Interventista quando ero studente. Questo è passato. Chiedo del presente. Io faccio il mio dovere. Certo, è chiaro. Tutti noi lo facciamo, se no guai. Ma io chiedo, la guerra lei la ama? Beh, signor generale, a dire il vero non posso dire di esserne entusiasta. Come? Basta! Si metta sull'attenti. Ah, quindi lei sarebbe per la pace. È come una donnetta lei. Le piace cucinare, bagnare le sue rose? No, signor generale. E dunque, cosa? Non saprei. Penso forse ad una pace. Sì, ecco, penso ad una pace vittoriosa. Basta, chiudiamola qua. Quale distanza c'è, forza, mi dica, fra la trincea nemica e questo muro? Forse 300 metri, generale. Sono 307, esattamente. È probabile. No, tenente Lussù, non è probabile, è certo, è sicuro. A parlare, a parlare, a parlare, un elmetto, un foglio, un muro, un cannocchiale, un foglio, un foglio, un muro, a parlare, a parlare. A parlare, a parlare, a parlare, un elmetto, un foglio, un muro, un foglio, un muro, un foglio, un muro, un cannocchiale. E il generale Leone di Labranone e il generale agli occhi di un rapace sembra un allocco, una civetta, non ha mai fretta né sonno, non ha mai pace, è un immortale, il nostro generale, non vede il bene, non vede il male, non vede sangue, lacrime e sudore. Questo sorriso e questa mano
Buonasera. Questo è diciamo un po' il prologo del nostro spettacolo, che è basato, come si diceva prima, su questi due grandi libri della letteratura italiana, che sono dei memoriali di Lussu, Un anno sull'altipiano e Marcia su Roma e dintorni. Il personaggio che io ho cercato di interpretare è quello indimenticabile del generale Leone, che è appunto uno dei protagonisti, e forse il protagonista di Un anno sull'altipiano, e anche del film Uomini contro, che è stato ricordato poco fa. E rappresenta, incarna tutta tutti quegli alti comandi che sono il bersaglio degli scritti di Lussu.